Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa chiacchierata di teatro evolutivo. Oggi vi introduciamo un nuovo spettacolo e lo facciamo con l'organizzatrice. Ciao Nicoletta! Ciao Adele e ciao a tutti. Sì, Nicoletta è l'organizzatrice di questo laboratorio che si è tenuto a Cagliari ormai da un anno e diciamo siamo addirittura d'arrivo. Raccontaci un po' tu com'è nata questa avventura. allora, questa è stata un'avventura per certi versi insperata, perché io ho conosciuto il teatro evolutivo con Adele durante uno dei laboratori del corso di nuova pedagogia, e quindi uno dei laboratori previsti era questo di teatro evolutivo e per me è stato una rivelazione. Quindi, avendo partecipato, ho detto ad Adele subito: ma noi dobbiamo fare un progetto continuativo che porta poi anche a uno spettacolo, che non è proprio uno spettacolo, è una rappresentazione, perché sappiamo che il teatro evolutivo è una forma di teatro sociale, diciamo, e quindi mi viene meglio parlare di rappresentazione. È così che Adele subito ha accettato e quindi io mi sono un po' mossa fra le mie conoscenze, i miei amici, e così abbiamo iniziato l'anno scorso, forse proprio un anno fa circa, in aprile. E così abbiamo iniziato a incontrarci, a buttare giù idee. Adele ci ha chiaramente maggiormente edotto su che cos'è il teatro evolutivo. Abbiamo fatto lavoro, diciamo, tutta un'attività corporea di contatto con gli elementi, in fondo con noi stessi. E questa sicuramente è stata la parte che ha anche facilitato la costruzione del gruppo. E così abbiamo scelto dei testi, sempre che sotto la guida di Adele, e abbiamo anche scelto il tema, nel senso che abbiamo aderito a raccontare la storia della Sardegna, la storia vera, mi viene da dire, la storia vera della Sardegna attraverso degli autori che noi abbiamo chiamato eretici, perché sono degli autori che narrano della Sardegna nella sua forma più vera e più originaria, ecco. E poi abbiamo costruito insieme il testo. E quindi abbiamo letto questi 3 testi, sì, che possiamo anche dire, no? Adele, è interessante sapere Certo, quali sono. diciamolo. Allora, Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Azzeni, poi il trattato di nuragheologia, che è difficile da dire, Di Raimondo De Muro. Di Raimondo De Muro, e poi la Sardegna sardo-pelasgica di Piroddi. No, No? Sandalia di Piroddi. Ah, è Sandalia di Piroddi. Sì, Abbiamo letto Sandalia, non la Sardegna. sì. No, abbiamo letto Sandalia. Abbiamo letto Sandalia alla fine, sì. No, quello che volevo dire è che ovviamente il testo è tutto scritto da noi ci siamo semplicemente ispirati ai racconti di questi narratori fantastici perché volevamo un attimo entrare in contatto con le radici energetiche, rituali di questo popolo, che è il popolo sardo, che io ci tengo a dire, secondo me non è italiano, è proprio un altro continente. Io lo dico sempre, vivo in Sardegna ormai da un bel po' di tempo e posso dire che i sardi non sono italiani, è un'altra popolazione, è un altro modo di pensare, un altro modo di vivere, un altro modo di sentire. Diciamo che è una forzatura quella di dire che sono italiani, parlano italiano perché sono obbligati a farlo e noi abbiamo voluto dire proprio che invece siamo in un momento di recupero di tutta della lingua, della storia, perché poi altra cosa che noi abbiamo sottolineato nel testo, è che ai bambini sardi pochi insegnanti sono talmente consapevoli da riportare la vera storia della Sardegna, perché dai libri degli storici sembra che i sardi sono stati punici, i cartaginesi, non sardi. E invece studiando ci si accorge che, come cito qui uno dei linguisti che adoro di più, che è Bartolomeo Porcheddu, che ha provato, un linguista che vive a Sassari, ha provato che la lingua
è la lingua latina a derivare dal sardo e non viceversa. Quindi diciamo che il nostro evento teatrale, come lo chiama giustamente Nicoletta, verte su questi temi e viene fatto in una maniera anche molto particolare, perché abbiamo all'interno della compagnia 3 ballerini, 3 danzatori, di cui Nicoletta è una di queste. Nicoletta, dici come mai ti occupi di danza? Allora, io mi occupo di danza anche qua in senso originario e quindi questo tema del teatro evolutivo a me ha catturato immediatamente, perché io sono una insegnante di biodanza, faccio anche l'insegnante di biodanza da ormai quasi 25 anni. E quindi, visto che la biodanza appunto utilizza la danza come metodo di contatto con se stessi, con l'altro e con il cosmo, insomma, l'universo vivente, e allora, voglio dire, c'è un'aderenza totale, direi, con questa proposta del teatro evolutivo. E allora mi occupo di danza perché, di biodanza, perché attraverso questo metodo di Rolando Toro io ho, come dire, ho apprezzato la vita in un senso nuovo. Mi ha permesso di conoscermi meglio, di entrare in relazione con gli altri in modo più profondo, mi viene da dire più genuino, no? Più scevro da sovrastrutture, e ha amplificato il mio rapporto con la natura, diciamo, col vivente. Sì, diciamo anche che Rolando Toro noi lo riteniamo un neopedagogista, proprio perché tutto questo lavoro di conoscenza di se stessi attraverso lo strumento della danza entra assolutamente in sintonia con quello che proponiamo noi con la Libera Università. Altra cosa è che non aspettatevi il balletto. Noi con biodanza, con la danza che stanno preparando insomma i nostri danzatori, parleremo di danze più vicine alle danze tribali, alle danze sciamaniche, quindi rituali, ecco, perché durante lo spettacolo faremo proprio dei rituali per far capire qual è il luogo, il posto che appartiene all'essere umano, che è appunto fra il cielo e la terra, il ponte fra il cielo e la terra. Noi pensiamo di debuttare a fine maggio, ma abbiamo un evento in preparazione, Nicoletta. Quando? Sì. Allora, il 12 aprile, che è venerdì, di venerdì alle 19, faremo questo evento di raccolta fondi attraverso delle donazioni libere, durante il quale presenteremo questo progetto. Ci saranno delle piccole offerte da parte nostra di poesie piuttosto che racconti. Adele rituali, Adele ci regalerà un brano, come sì, da lei insomma narrato, e poi faremo una cena tutti insieme e una festa, esatto, quindi ci sarà la cena e poi le danze. La musica, La certo. musica e balliamo tutti insieme. E quindi è un'occasione di incontro e anche di conoscere, come mi ha detto già qualcuno che ha aderito, che bello, finalmente una ventata di novità. Ah, grazie. E a me ha fatto tanto piacere questo, no? Sì. Qualcosa di nuovo e di comunque interessante. Quello che si vuole fare attraverso il teatro evolutivo è proprio quello di creare connessioni, soprattutto in un'epoca in cui si sta facendo di tutto per separare gli esseri umani dai non umani, dico io, perché cioè, è inutile nascondere, siamo in un periodo di transizione dove sembra che le forze del male, le forze oscure vogliono prendere il sopravvento, ma questo non avverrà. Non avverrà, ed è per questo che noi abbiamo creato lo spettacolo, proprio per far ricordare alle persone che lo guarderanno chi siamo veramente e soprattutto che cosa sono i sardi.
guerrieri coraggiosi che hanno affrontato tante avversità e ancora oggi hanno davanti millenni di storia che devono soltanto ricominciare a scrivere. Alla quale attingere per continuare, no? Sì, Adele, sì. sì. Sì, sì, questa è un'occasione. Io la sento come un'occasione, sia per noi che ci siamo immersi in questo progetto, siamo tutti, non siamo attori, non c'è bisogno di essere attori professionisti anche, dico, no? È semplicemente di narrare noi stessi che in questo spettacolo, in questa rappresentazione, rappresentiamo tutto il popolo sardo, no? E quindi è un'occasione di narrare e di danzare, di ritualizzare la nostra storia Sì, e di poterlo. è un'occasione anche per noi continentali, per il Sì, semplice motivo che alla fine, questo lo dicevano già ai tempi della nuraghelogia, il risveglio della Sardegna coinvolgerà tutta l'umanità. Quindi è una cosa che non riguarda solo la Sardegna, ma riguarda tutto il genere umano. E da quello che sentiamo nel cuore, ma anche studiando questi antichi testi, era una cosa che era già prevista, che la Sardegna sarebbe stata un po' l'apripista di un risveglio globale. Ed è il motivo per il quale io ho deciso di venire a stare in Sardegna. Voglio stare in prima fila quando ci poi risveglieremo tutti. sì, Adele, in qualche modo mi viene anche da dire che questo è un tema universale, nel senso che tutti i popoli che hanno praticamente tutti i popoli hanno una storia più o meno antica e quindi non dimenticarla, anzi andare a ricercare la vera storia, le caratteristiche di una cultura, di un popolo. Questo è un tema universale. Sì, c'è da dire un'altra cosa, che per quello che riguarda i sardi, da quello che abbiamo studiato, i sardi sono sempre stati molto accoglienti, lo hanno fatto con i liguri, lo hanno fatto con i fenici, cioè il popolo col quale hanno avuto più problemi è stata Roma, perché Roma era semplicemente predatoria, cioè Roma voleva solo prendere e dare niente in cambio, così Esatto, sono stati i Savoia e così è l'Europa. è l'Europa. Quindi diciamo che la storia emblematica del popolo sardo è quello di un popolo accogliente, ma che è stato anche in grado di resistere quando è stato accerchiato dai romani, perché il cuore della Sardegna è una terra che non è mai stata conquistata. E questa è una speranza, secondo me, veramente per tutta l'umanità, perché se si vuole, si può resistere, si può vincere qualsiasi predatore. E questo, cioè un messaggio più attuale di così, secondo me, non lo Esatto. potevamo. Non lo Esattamente. E poi potevamo. mi viene da dire anche un'altra cosa, Adele, che nonostante, diciamo, tutti i popoli che sono arrivati qua e che a cui i sardi hanno sempre ceduto parti della Sardegna perché dicevano non si può fermare il destino dell'uomo. E questa cosa per me è stata molto interessante da leggere e mi ronza, no? Mi torna. Nonostante poi alcuni di questi popoli, fra cui i romani, abbiano approfittato di questa generosità, noi in fondo non abbiamo perso l'identità. Assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Una cosa meravigliosa che mi spinge sempre di più a mantenere vivo il contatto con questa terra che io trovo rigenerante e non per farci le vacanze come pensa la gente, cioè ancora una volta per sfruttarla, ma proprio per fermarsi e sentire queste energie telluriche che provengono dai nuraghi, dalle tombe dei giganti, dai pozzi sacri, da tutti quei posti che ancora adesso emanano un'energia potentissima. E quindi io trovo che la Sardegna è come un luogo rigenerante, come caricare le batterie, perché comunque è una ricarica energetica molto potente, spiritualmente molto alta. Ed è questo anche su questo che noi metteremo l'accento, diciamolo. Bene, allora io penso che abbiamo detto tante cose e sicuramente parleremo ancora, diciamo, il titolo dello spettacolo che è Nuragia, la storia del popolo che balla, che danza alle stelle, ed è
un progetto che noi speriamo possa andare in giro per mostrarlo a più persone possibili, e poi magari, se qualcuno è interessato, dall'autunno potremo riprendere i nostri laboratori per introdurre nuove persone in compagnia, perché no? Visto che Certo. questa compagnia ha creato un gruppo di una qualità umana, artistica e proprio di sentimento, cioè c'è un lavoro di gruppo, un'unione che io ne ho fatti di gruppi, ma devo dire che raramente ho Rara. incontrato questa coesione, questa quasi telepatia. Voglio anche dire che le musiche dello spettacolo sono state composte per lo spettacolo da Oscar e Mattias Quiroz, quindi anche abbiamo due grandissimi musicisti che si sono dedicati al progetto e niente, aspettiamo assolutamente di parlarne con voi che verrete a trovarci. Vi Venerdì. metterò qui sotto il telefono di Giancarlo, che è il nostro referente per le informazioni, e poi niente, ci vediamo il 12 aprile ad Assemini per godere insieme della bellezza dell'arte e per parlare di nuragia. Grazie Adele. Grazie a Grazie a te tutti. Nicoletta, grazie a voi che ci avete ascoltato. A presto allora. Arrivederci. Ciao, ciao ciao.